Saludos a todos e a todas da Indipendente. Oggi siamo con Cristiano Sabino per parlare a proposito di faulas legate alla transizione energetica. Come sapete, e se non lo sapete ve lo dico adesso, sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre ci sarà Faulas organizzata da Assemblea Nazionale Sarda, che è un'assemblea apartitica che non si candiderà mai, che lavora sulla cultura nazionale sarda, sulla diffusione della cultura nazionale sarda. E fa due eventi principali, e poi ne fa tantissimi durante l'anno. I due principali sono quindi Sadia Sardegna a Cagliari e Faulas a Oristano. Faulas che significa, per chi non lo sa, significa bugie, e cioè tutti gli stereotipi, i stereotipi che ci hanno affibbiato, oppure ci affibbiamo da soli e continuiamo a ripeterci, che non sono altro che zavorre che ci limitano. Per esempio, da soli non ce la facciamo, il sardo non serve e così via. Ce ne sono tantissime, ma non le mettiamo mai in discussione. Ecco, ANS sta provando da 4 anni a metterle in discussione. E quindi tra tutte le faulas che arrivano in Sardegna ce n'è una che c'è anche un vecchio proverbio, pinta la legna e vendila in Sardegna. È un po' quello che sta succedendo con la transizione, che è spacciata come transizione ci sono diverse bugie dentro questa narrazione ufficiale. Io ne parliamo oggi con Cristiano Sabino, e ne vedremo qualcuna di queste bugie. Poi dopo ne dirò anche io qualcuna, però la prima la dice Cristiano. Sì, salve a tutti, grazie per l'invito. Diciamo che anche il concetto stesso di transizione potremmo dire è una faula, è una bugia, perché in Sardegna l'unica transizione che sta avvenendo attualmente è una transizione da un modo di colonizzare e sfruttare la Sardegna ad un altro modo più intensivo e violento che riguarda tutto il territorio sardo, tutto il territorio delle comunità della Sardegna, in maniera intensiva e ramificata. Quindi la faula è il concetto stesso di transizione, perché la transizione energetica dovrebbe essere completamente diversa rispetto al modello impositivo, industriale, verticistico che sta avvenendo. E a questo proposito io sto facendo un lavoro di riflessione, di analisi su un manifesto che ha girato moltissimo, insomma, che è arrivato nelle mail di diverse associazioni, anche del mondo dell'autodeterminazione, e questo manifesto si chiama La transizione ecologica fatta bene, e il mittente è una nuova sigla che si chiama Retes, che è una rete fondamentalmente di diversi gruppi o associazioni che però non si esplicitano, che dovrebbe essere appunto una rete per la transizione energetica sarda. Questi autori di questo manifesto, che peraltro è molto furbo perché parla anche di autodeterminazione, di modernità, di liberazione dei sardi, insomma ha un linguaggio anche abbastanza suadente, fondamentalmente sostiene che cito, tra il deserto della crisi climatica e la giungla del mercato ci possa essere una via di mezzo, e appunto la via di mezzo è la transizione ecologica fatta bene, quindi una transizione ecologica diversa da quella che ci viene imposta oggi, e su questo potremmo anche essere d'accordo. Il punto è che per gli autori di questo manifesto la transizione ecologica fatta bene è spalancare le porte fondamentalmente ad una vera e propria invasione che non ha nessun tipo di controllo politico, e che non è compatibile con il benessere e la sovranità e la democrazia dei sardi. Eh, io, diciamo così, parlo di questo manifesto perché penso che questo manifesto sia uno dei tentativi più insidiosi fondamentalmente di far passare quella che io definisco quarta colonizzazione della Sardegna come un'occasione di sviluppo, di modernità della Sardegna. Il fondamento, diciamo così, la radice di questo disegno che io trovo molto insidioso, è che fondamentalmente, poi se vuoi Ivan ne parleremo più avanti, però adesso lo accendo, lo metto lì
nel tavolo della discussione, è che fondamentalmente, siccome la Sardegna è privilegiata, siccome la Sardegna è occidente, dicono gli estensori di questo manifesto, e quindi non è vero che la Sardegna è sfruttata, è colonizzata ed è invasa da una vera e propria da un vero e proprio progetto di tipo coloniale, di stampo coloniale. Allora, siccome la Sardegna è occidente e sta dall'altra parte della barricata rispetto alle nazioni, alle colonie impoverite dall'Occidente, allora dobbiamo accettare di buon grado questo tipo di colonizzazione. Ecco, questo penso che sia l'ideologia, che è la stessa ideologia del progresso, della modernità, che fondamentalmente in Sardegna ha portato altre sventure che noi ormai abbiamo metabolizzato e storicizzato e anche quindi condannato, come per esempio il disboscamento, come per esempio l'estrazione mineraria, come per esempio l'industria pesante, come per esempio le basi militari, ma che all'epoca invece venivano spacciate, venivano presentate ai sardi esattamente come viene presentata oggi la pseudo transizione energetica, con le stesse retoriche e con gli stessi ammiccamenti al futuro, al progresso, alla modernità. Dietro c'è la stessa medesima narrazione e quindi la stessa medesima bugia. Insomma, è una sorta di non riconoscimento di un colonialismo interno all'Occidente o all'Europa, che viene negato, e effettivamente questo secondo me è un problema da approfondire, cioè se non riconosciamo che esiste un colonialismo interno anche dentro l'Italia, diciamo che non distinguiamo, finiamo per non distinguere quelle che sono servitù e le chiamiamo infrastrutture, quindi questo è un problema secondo me grave. E poi c'è l'altro discorso, che certi, come dicevi tu, certi discorsi poi vengono soprattutto dal mondo progressista, però addirittura comunista, staliniano si definiscono. Quando vai a vedere poi quella che chiamano transizione, che è finta perché è solo un'aggiunta, è chiaramente un'aggiunta, i dati ormai lo dimostrano, è che innanzitutto abbiamo una transizione dalle multinazionali del fossile alle multinazionali delle rinnovabili, quindi di fatto stiamo facendo un grande sforzo in cui noi ci tasseremo per pagare i soldi del PNRR, che prenderanno le multinazionali che molto spesso sono le stesse, anche quelle del fossile e delle rinnovabili. Quindi veramente un grande sforzo per quando in realtà con il modello che propongono i comitati è quello proprio di fare una transizione anche sociale e economica, quindi dalle multinazionali del fossile ai privati cittadini, cioè l'energia è proprio ha un ruolo strategico, e quindi c'è proprio questo aspetto della mancata transizione sociale che secondo me, proprio perché da sinistra è insopportabile ancora di più rispetto a quello. Cioè, cosa mi dici su questo, su Rete, su... No, ma guarda, è peggio di così, Ivan. Io li chiamo terzomondisti coloniali, o usando un'espressione anche di Gramsci, gli scopritori, nel senso che loro fanno tutta una serie di scoperte dell'acqua calda. Io dico loro questi di Retes, ma ci aggiungiamo Legambiente, parte di Friday for Future, ci aggiungiamo anche appunto tutti questi democratici. Tu, no, insomma, non c'è bisogno di scomodare Stalin, ma guarda, ci sono anche tante persone che si spacciano per indipendentisti, autodeterminazionisti, che la pensano così. Ti faccio un esempio: in questo stesso manifesto c'è un passaggio di proprio un occhiolino fatto al mondo dell'autodeterminazione e dell'indipendentismo, dove si dice vabbè, per la prima volta abbiamo l'occasione che il sole e il vento sono nostri, e quindi mentre le fossili no, e quindi poi lasciamo fare quanti più impianti possibili, poi un giorno nel sol dell'avvenire, quando ci sarà la Repubblica di Sardegna, nazionalizzeremo tutti questi impianti e noi saremo padroni dell'energia. Cioè, detta così sembra anche una cosa figa, no? Una cosa interessante. Peccato che ovviamente stiamo parlando di frottole, di una sorta di utopismo narratologico, che ovviamente parte dal presupposto che
dobbiamo in qualche modo rinunciare all'uovo oggi per avere la gallina domani, dove non avremo poi né l'uovo né la gallina, perché all'ordine del giorno non c'è la nazionalizzazione di queste industrie, di questi giganteschi impianti industriali. Ammesso e non concesso che una futura Repubblica di Sardegna voglia avere sul suo territorio decine e centinaia di impianti industriali da nazionalizzare, no? Ma comunque non è all'ordine del giorno. Però come vedi, queste retoriche fanno presa su, lo posso dire, su un mondo dell'autodeterminazione il cui livello culturale è abbastanza basso, quindi fanno presa anche su in qualche modo un'assenza di dibattito. Quindi si travestono questi personaggi, questi giovani intellettuali in cerca di visibilità, in cerca di carriera, insomma ben pasciuti e ben in alcuni ambienti metropolitani che poi sciamano, come diceva Gramsci, all'estero e si presentano come intermediari con la colonia. Presentandosi come intermediari con la colonia si presentano come progressisti, democratici, quel pizzico di autodeterminazione che non guasta mai, ma è tutta un'apparenza ovviamente. E per convincere gli allocchi ad accettare questa situazione parlano degli incendi, no? Quindi toccano anche delle corde emotive molto forti. Per esempio la questione degli incendi è un filo rosso che lega tutti questi testi. Io ne avevo già parlato sul Manifesto Sardo rispondendo alla lettera dei giovani sardi che non vogliono vedere la Sardegna bruciare, come se la Sardegna bruci per il cambiamento climatico. Certo che c'è una componente anche di riscaldamento climatico, ma basta, cito sempre Gramsci, che insomma è una grande madre, una grande miniera per noi, e cito Gramsci un secolo fa, scriveva fondamentalmente pagine fondamentali sugli incendi della Sardegna, dove gli incendi venivano individuati da Gramsci stesso nel malcontento, nella distruzione della Sardegna da parte dello Stato. Nel 1916 scriveva Gramsci, c'è stata una crisi gravissima, la Sardegna fu invasa, scrive Gramsci, da incendi spaventosi che distrussero la parte di raccolti non ancora mietuti, distrussero chilometri e chilometri quadrati di bosco, assediarono interi villaggi, carborizzarono migliaia di capi di bestiame. E in questi giorni la Sardegna è stata allagata dalle alluvioni torrenziali che invasero villaggi, interruppero linee ferroviarie, fecero deragliare i treni e sormessero e imputridirono le sementi. Cioè, voglio dire, non c'era il riscaldamento globale, non c'era la crisi climatica, però c'erano gli incendi. Per la stessa ragione per cui ci sono adesso gli incendi, perché la Sardegna è una colonia di sfruttamento ed è abbandonata, è devastata, ed è impoverita ed è desertificata, e accettare che le terre agricole diventino luogo di nuove servitù industriali, perché questo sono queste grandi ciclopiche questi grandi ciclopiche agglomerati di pannelli e di torri eoliche, significa dare spalla agli incendi, dare spalla alla desertificazione del territorio, ancora di più di quanto non lo sia già oggi la Sardegna. Questo non significa negare che esista la crisi climatica o dire che la Sardegna non deve essere protagonista della transizione energetica. Significa dire che la transizione energetica, qualunque tipo di transizione energetica si debba fare, debba essere una transizione energetica dalle fossili a rinnovabili gestita dalle comunità della Sardegna, e non, come hai detto tu in un bell'articolo che hai scritto per Indipendente, una aggiunta energetica, visto che Pichetto Frattin quest'estate ha detto che possiamo scordarci il phase out, anche se poche ore fa ha dichiarato il contrario, che ci sarà il phase out. Sì, È una bugia sì. perché lui ha detto rimangono solo in Sardegna e invece in continente sono già chiuse, ma non è vero perché lui stesso ha dichiarato, scusa se ti ho interrotto, lui No, certo, stesso ha vai. dichiarato una settimana fa, c'è l'intervista a Rai News, che quelle del Lazio rimarranno aperte perché non possiamo, perché se entriamo in uno scenario, sono troppo instabili le rinnovabili, e se entriamo anche in uno scenario di guerra non possono chiuderle. Ma l'ha detto lui stesso, quindi oggi ha detto una bugia clamorosa. Sì, sì. No, vabbè, ma poi sono personaggi completamente inaffidabili.
perché appunto a maggio dice una cosa, che non chiuderanno le centrali perché c'è la guerra in Ucraina e allora bisogna essere responsabili e avere una riserva energetica, e quindi la Sardegna come base energetica da carbone, da gas, da rinnovabili, e quindi quello che diciamo noi è una colonia energetica non finalizzata a realizzare i bisogni dei sardi, i bisogni energetici dei sardi, ma finalizzata a produrre energia per altri scopi. Però io quello su cui mi voglio soffermare un attimo è l'idea che questi soggetti hanno di modernità, perché è tutto un discorso sulle emissioni, no? Cioè, qual è l'argomento principe di questi soggetti? La Sardegna emette sporca, la Sardegna sporca moltissimo perché il 75% di produzione energetica è da fonti fossili e quindi noi sporchiamo moltissimo. Questo dicono questi soggetti, anche gli autori di Retes, ma appunto in generale i sostenitori della speculazione energetica. Ma il problema è che non si può tenere in conto soltanto questo dato delle emissioni. Noi dobbiamo considerare una questione fondamentale, cioè qua qualcuno salterà dalla sedia. In Sardegna noi siamo in pieno genocidio del nostro popolo. Genocidio, etnocidio, ecocidio. Perché questo non avviene ovviamente come avviene in altre parti del mondo, in particolare in Palestina, con un esercito che arriva e mette a ferro e a fuoco e demolisce, distrugge intere città, interi territori, con gli esplosivi, con i bulldozer, con i coloni armati fino ai denti. Quindi non è un genocidio, per così dire, guerresco, ma è un genocidio bianco nel senso che con i guanti bianchi. È un genocidio fatto in modo che non si vedano gli strumenti del genocidio, ma gli effetti saranno gli stessi. E sono già gli stessi. Noi abbiamo perso nell'arco di 10 anni 100.000 abitanti in Sardegna. E attenzione, se noi incrociamo i dati della denatalità, della povertà in Sardegna, della emigrazione, soprattutto dell'immigrazione giovanile, se noi incrociamo questi dati e incrociamo questi dati con le dichiarazioni dello Stato italiano, che con il piano strategico nazionale delle aree interne nel 2021-2027, il PSNAI, sostiene che un numero non trascurabile di aree interne si trova già con una struttura demografica compromessa e queste aree vanno portate fondamentalmente, vanno accompagnate alla morte, all'eutanasia, al declino, al cronicizzato declino e invecchiamento, sto citando, in modo da renderlo socialmente dignitoso per chi ancora vi abita. Ecco, non stiamo parlando soltanto delle aree interne specifiche della Sardegna, ma la Sardegna stessa diventa un'area interna. Cioè, oggi lo Stato parla di aree interne delimitate, quindi le aree interne, no, all'interno della regione Sardegna. Ma a parte alcune eccezioni, la Sardegna stessa, se noi abbiamo questi dati della denatalità, dell'abbandono delle campagne, dell'emigrazione, della povertà, e sto parlando dei rapporti Caritas, di tutti i rapporti, dei rapporti insomma, statistici sulla Sardegna, che sono assolutamente accessibili su internet, e che io, delle ACLI, e che io nell'articolo, nel documento a cui sto lavorando, riporterò con una bibliografia e con una sitografia. Ecco, noi allora capiamo che non è vero che la Sardegna è Occidente, cioè geograficamente noi siamo Occidente, ma all'interno dell'Occidente noi funzioniamo come un sud globale, come un sud del mondo. Cioè noi siamo come quelle nazioni del Mali che si stanno ribellando al colonialismo francese dall'interno. E quindi questa presa di consapevolezza, io direi anche per le manifestazioni sulla Palestina, dovrebbe essere chiara. Cioè noi dovremmo scendere, come fanno i baschi e i catalani, per la Palestina con le bandiere sarde anche, e non soltanto con le bandiere. Cioè noi invece molto spesso siamo
terzomondisti, cioè pensiamo di essere privilegiati e di in qualche modo dover essere solidari con gli altri, ma noi dovremmo prima di tutto mobilitarci per noi stessi, perché a partire dalla difesa del dei nostri interessi nazionali, sociali, collettivi, che noi possiamo essere utili alle lotte degli altri popoli oppressi, anche degli altri popoli che stanno vivendo un genocidio sanguinosissimo come quello dei palestinesi. Ma noi non siamo diversi dai palestinesi, anche noi stiamo subendo una situazione di sistematico annientamento e di anche etnocidio, a partire dalla cancellazione della nostra lingua e della nostra cultura, per esempio. Sì, ma infatti allora il problema è sempre quello che non si riesce a smontare, cioè che quello che dici tu è tutto giusto, cioè sfruttamento del territorio, quindi desertificazione per sfruttare il territorio, basi militari, petrolchimica, che è quella che più di tutto fa aumentare la CO2, la petrolchimica. Non dimentichiamoci che si parla di chiudere due centrali al carbone, non si parla di chiudere la Sarlux che produce oltre la metà del fabbisogno energetico sardo di energia elettrica, e poi c'è la Saras che produce per mezza Europa petrolio, quindi quella è la CO2 che non andrà via, quindi io vorrei capire quant'è la CO2 solo ma torno al tuo discorso perché torniamo lì, cioè qua le menzogne sono spudorate, noi ce le beviamo e le accettiamo come se provenissero da fonti attendibili, quindi che stanno investendo per il nostro bene. Ma se andiamo a vedere il decreto Draghi del 2022, c'era già la bugia della transizione, che non c'è il metano che avrebbe rimpiazzato il carbone, c'è già nel decreto Draghi del 2022 e noi per anni ci siamo dovuti sorbire la narrazione che c'è la transizione energetica e quindi dobbiamo passare al green. Ma se nel decreto Draghi c'era già questo, come abbiamo fatto a berci, dico non noi attivisti, ma la società sarda in generale, come ha fatto a bersi questa bugia clamorosa quando in realtà si sapeva dall'inizio che la transizione dal carbone al metano e poi l'aggiunta delle rinnovabili per far scendere, per far calcolare con un surplus della quantità di energia il prezzo, perché gli interessa il prezzo a basso costo, è questo che gli interessa. E quindi torniamo a una a chiosa di questo per quando arrivano con queste bugie coloniali che ci ripetono, sono sempre le stesse, cambiano forma, ma sono sempre le stesse, dalla petrolchimica in poi, dalle basi militari che creano due posti di lavoro. E se non accetti, altra faula, sei praticamente antimoderno. Questa è la favola Sì, delle favole, cioè secondo me questa è la chiosa di tutto quanto. Vai, sì. Cristian. Guarda, ho trovato il passaggio perché poi fra l'altro gli autori di questo manifesto citano me senza ovviamente esplicitare, però sono io che ho parlato di Sardegna come zona di sacrificio. Loro scrivono: nel rappresentare la Sardegna come zona di sacrificio, una regione subalterna e sfruttata, si fa un'operazione di verità storica, ma si rischia di cadere in un vittimismo assoluto che non tiene conto della nostra collocazione nel nord globale. Guarda come ragionano, è molto raffinata la questione. Quindi è vero che siamo una zona sfruttati, ma attenzione a non dirlo troppo a voce alta, perché comunque noi siamo nel nord globale. Siamo il sud dentro il nord, pratichiamo stili di vita consumistici e godiamo di privilegi dati dal colonialismo verso il sud globale. Quindi il colonialismo c'è, ma non è rivolto a noi, è rivolto al sud globale, che non è la Sardegna. Chiaro come ragionano questi soggetti, questi signori. Accettare, continuano, che la transizione parta da noi ci permetterà innanzitutto di essere solidari con quei territori del sud globale che soffrono ora il neocolonialismo e il vero estrattivismo fossile ed energetico di cui, nostro malgrado, siamo responsabili e non vittime. Questo secondo me è un passaggio magistrale per far capire le vere intenzioni di questi signori e anche i mandanti di questi signori, perché è chiaro qua il progetto, no? Io sotto un'apparenza per così dire sfruttamento, sotto un'apparenza di modernizzazione eccetera, faccio passare il fatto che la Sardegna fondamentalmente non è una colonia di sfruttamento, non è sfruttata, cioè sì, siamo in qualche modo un po' marginalizzati, ma i veri colonizzati sono è il sud globale, e quindi noi dobbiamo accettare
qualunque tipo di sacrificio e di sfruttamento. Io lo trovo veramente, veramente interessante questo passaggio. Ed è fatto bene, eh? Questo passaggio è un passaggio con cui, insomma, per adesso non ha avuto molta diffusione, ma secondo me dobbiamo essere un po' attenti, perché questi ragionamenti verranno capitalizzati in futuro. E quindi io penso che quando questi signori dicono che vogliono una transizione fatta bene, poi a un certo punto parlano anche di una transizione energetica non liberista, ma è tutto un abbaglio, perché cosa vuol dire una transizione energetica non liberista? Cioè, il problema non è il liberismo, il problema è il colonialismo, nel senso che il liberismo c'è dappertutto, però caso strano soltanto in Sardegna, Sicilia e Puglia e in altre poche zone c'è uno sfruttamento di tipo intensivo. Quindi il problema non è tanto il liberismo in senso stretto, ma è l'utilizzo coloniale che viene fatto di interi territori, anche all'interno del liberismo. Mi spiego? Cioè, Sì, poi c'è è da come dire dire, che più che il liberismo, forse è un capitalismo assistito dallo Stato, cioè assistito finanziariamente, protetto da leggi e dalla polizia, quindi hanno costruito il quadro legislativo protetto dalle forze dell'ordine. bravo, È un capitalismo assistito questo, un capitalismo stile ottocentesco, però con una riverniciata di verde, però alla fine è bravo. sempre lì. Infatti questa questione della legislatura speciale che tu citavi anche, il decreto 19 per esempio di Draghi, no? Ma anche tutto quello che viene dopo, il decreto ambiente, eccetera. Pichetto Frattino oggi nell'intervista ha, ha- ha parlato come se non fosse colpa sua. C'è una legislazione precedente, sì, ma adesso siete voi al governo, cioè potevate tranquillamente smantellare quell'impianto, invece l'avete anche addirittura aggravato. Ma nei discorsi di questi signori, tutti questi decreti, che fra l'altro non sono neanche leggi, ma sono appunto DPM, che sono proprio autoritari, non sono l'elefante nella stanza, non se ne parla. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è come questi signori, anche Legambiente, io mi ricordo un'intervista che avevo analizzato per Filosofia dell'Ogu del presidente di Ciafani, diceva in passato la Sardegna è stata colonizzata, ma adesso finalmente è finita l'epoca della colonizzazione e grazie alle energie rinnovabili i sardi diventeranno protagonisti della modernità. Anche questa è una gherminella, è una presa in giro, perché fondamentalmente si parla della colonizzazione al passato, cioè è vero che la Sardegna è stata una colonia, ma adesso non lo è più. Non lo è più. È no, come quelli storici che dicono che la Sardegna è stata una colonia con gli spagnoli e poi per fortuna sono arrivati i piemontesi a liberare la Sardegna dagli spagnoli, no? Ecco, un po' lo stesso ragionamento di questi storici coloniali. Anche questi signori ragionano in questi termini. La Sardegna è stata una colonia fino più o meno alle basi militari, poi a un certo punto ha smesso di essere una colonia e questa è una grande opportunità di emancipazione del popolo sardo. E come ci emancipiamo? Con impianti industriali che vengono calati dall'alto grazie ad una legislazione di emergenza e con la polizia, fra l'altro, che viene a imporre questa legislazione antidemocratica che non è nemmeno passata per un dibattito parlamentare, che non ha nemmeno rispettato i poteri concorrenti e i poteri specifici dell'autonomia statutaria, che è totalmente nelle mani delle multinazionali, perché parliamoci chiaro, anche i milioni previsti dalla legge 20 sono a babbo morto, come si direbbe, no? Cioè i 700 milioni, se non sbaglio, previsti dalla legge 20 per realizzare le comunità energetiche. Sì, ma chi è che le fa le comunità energetiche se nel frattempo c'è un assalto delle multinazionali che si sta già spartendo il territorio? Dove facciamo queste comunità energetiche? Se già c'è un assalto in corso, che la legge 20 non ferma assolutamente perché le aree idonee sono una truffa e i comuni stessi non hanno ancora reso noto quali sono queste aree idonee. Quindi chiaramente stiamo parlando di una fregatura.
ma io mi fermo non tanto sull'aspetto tecnico, perché ci sono persone magari più capaci di me, quindi l'aspetto, per così dire, energetico, l'aspetto giuridico, ci sono persone più capaci di me, più preparate di me. Io mi fermo un po' sull'aspetto filosofico della filosofia politica di questa questione, che è molto sottile, perché utilizza ragionamenti che ammiccano all'autodeterminazione e al progressismo, ma che in realtà poi fanno passare nella profondità un discorso di carattere squisitamente neocoloniale. Mm. Grazie Cristiano. Siamo arrivati alla fine, adesso vi faccio vedere giusto le locandine del programma di questo sabato e domenica. Ci sarà il sabato mattina, ci sarà un incontro con le scuole superiori e poi con i bambini, quindi si parlerà di fiabe, si parlerà di racconti, laboratori per bambini, giochi e animazioni quindi per bambini. Il pomeriggio ci sarà, diciamo che l'evento clou nel teatro Garau, ci saranno i talks, è un format molto moderno, quindi che ANS ha preso in prestito e che utilizza da diversi anni e si parlerà, quindi si cercherà di smontare dei luoghi comuni sulla Sardegna, per esempio tra tutti l'insularità è uno svantaggio. Poi c'è musica, quindi un live musicale con Gianni Muru, poi un reading musicale, Lettera Blues, poi ci sarà cinema, c'è la cena sociale, per poi ricominciare il giorno dopo con lo yoga in sardo, è una cosa che non credo che si sia ancora vista. E poi ci saranno ugualmente nuovi incontri, quindi tra musica e tradizione orale in jazz, si parla di storia, paesaggio, il pranzo sociale e poi ci sarà un ragionamento con le donne che parleranno in sardo. Quindi vi ricordo quindi questo sabato e questa domenica Faulas, il festival che ribalta i luoghi comuni della Sardegna. Torno grazie a Cristiano per averci parlato così intensamente di questa fase che sta attraversando la Sardegna, molto delicata, cioè, ha parlato proprio di genocidio e non è una parola, se ne parla molto per la Palestina, ma non è una parola fuori luogo, anzi è una parola molto che capita proprio, calza a pennello. Quindi saluto a tutti, Arrivederci. arrivederci.